Domenica 14 aprile, in una bella giornata di sole, molti appassionati di volley si sono dati appuntamento alle finali provinciali FIPAR Under 14 femminili. La finale per il primo e secondo posto si è giocata nella palestra comunale di Ponte San Nicolò, quella per il terzo e quarto posto al comunale di Villatora di Saunara. Le squadre vispe e comitense, che si contendevano il titolo provinciale, hanno dato vita ad una gara combattuta fino all'ultimo punto, dove non è mancato lo spettacolo per l'ottimo livello tecnico. Due squadre che hanno interpretato due modi diversi di giocare. La comitense si appoggiava ad un gioco solido e organizzato, mentre il Vispa ha arginato la più talentuosa attaccante avversaria con un muro più compatto. Le squadre hanno viaggiato affiancate punto a punto, dove a momenti prevaleva una e subito dopo l'altra. Nel quarto set, sul 19 pari, la comitense mostrava un cedimento in ricezione sulle buone battute del Vispa, perdendo così per 3-1 e consegnando il titolo dopo aver lungamente lottato. Forse è stata la chiave della partita, essere riusciti a fermare la banda più forte che aveva l'avversario e quindi forse a renderla un pochino più sicura, perché è un'ottima giocatrice. Hanno battuto molto bene e questo all'inizio ci ha messo in difficoltà. Però è una squadra che non ha paura di nulla, è bellissimo questo, perché subiscono un pochino, dispiace, ma hanno una grinta incredibile, non mollano mai. Sono strafelice di quello che abbiamo fatto quest'anno, perché è un gruppo che si trova non spesso durante la settimana, però grazie a me, Marco e tutte loro abbiamo fatto un buon lavoro che quasi non speravamo. Sono felicissima, davvero. Complimenti comunque anche all'avversario, perché non la rifarei sta partita, perché non so come andrebbe a finire. Abbiamo giocato bene, a parte alcune precisioni, ricezione, eravamo alcune volte insicure, ma durante l'anno non ci siamo tanto allenate insieme, eravamo un po' separate, ma comunque siamo riusciti ad arrivare fino a qua e siamo veramente contente. La squadra vincitrice non si accontenta e pensa già al regionale. Ma io penso che questa squadra qua sia cresciuta molto dall'inizio dell'anno e mese dopo mese è cresciuta sempre. Abbiamo fatto recentemente una bella figura anche al torneo a Torri di Quartesolo, quando ci siamo confrontati anche con altre realtà sia regionali che extraregionali della nostra categoria. Ci siamo comportate bene. Speriamo, confidiamo di fare un buon percorso anche nella fase regionale, perché secondo me ci sono delle individualità nella nostra squadra che ne elevano di parecchio il livello. Assolutamente non ci accontenteremo, anche perché abbiamo visto che se vogliamo siamo una squadra che può farcela, insomma, che può arrivare, e quindi cercheremo di arrivare in alto come abbiamo giocato oggi, anche come ha detto lei con delle imprecisioni, però tirando fuori tutto il nostro carattere. Le vice campionesse non sono deluse, perché potranno rifarsi al regionale. Alle regionali andiamo per vincere e per portare a casa il risultato, visto che l'anno scorso siamo arrivati seconde e non siamo riusciti a chiudere. Oggi è andata così, ai primi due set sono riusciti a vincerlo, potevamo chiuderlo ma non abbiamo avuto la concentrazione per chiuderlo. Siamo state brave a vincere il terzo, è andata così, onore a loro, però ce la potevamo fare anche. Noi abbiamo giocato, abbiamo dato non il massimo, però in queste partite si sa, non si può sbagliare niente, cioè gli equilibri sono lì e ogni ragazzina deve dare il proprio. Purtroppo qualcosa è mancato, loro sono cresciute, noi comunque abbiamo tenuto punto a punto, degna di una buona finale. Si poteva anche finire un 3-2, visto il 26-24 del primo set, ma è andata così. Siamo comunque seconde e ci teniamo questo secondo posto. Noi siamo contenti perché in questi ultimi anni veramente il settore giovanile ci sta dando grosse soddisfazioni. L'anno scorso questa squadra ha vinto il campionato provinciale e è andata in finale nelle regionali. Quest'anno siamo arrivati secondi, onore al merito al Vispa, poteva andare anche diversamente perché le due squadre secondo me si equivalgono, quindi ecco, siamo in finale dell'Under 13 che domenica prossima incontreremo, non so, forse l'Iris, chi vincerà oggi la semifinale, e con loro andiamo anche alle regionali, quindi credo che la committenza in questi anni stia crescendo, soprattutto con ragazzine del territorio, quindi non andando a pescare di qua e di là ma con ragazzine del territorio, e questo che credo che ci dia molto onore, molto orgoglio. E devo ringraziare assolutamente Ornella che sta conducendo veramente un lavoro eccezionale,
dirigenti, tutti gli allenatori, perché veramente in questi anni stiamo crescendo. L'altra finale per il terzo e quarto posto non ha destato meno emozioni, perché il match si è risolto tra il Volley Fratte e Salese a favore della prima per 3-2. Forte delusione per le sconfitte. Beh, è stata innanzitutto una partita dura e il quinto set abbiamo perso per 2 punti e ci siamo impegnate tutte, entrambe le formazioni eravamo ad alto di livello comunque e il gioco era sempre punto su punto. Ci siamo impegnate, abbiamo dato il massimo e ci dispiace tantissimo. Il capitano della squadra vincitrice, infortunatisi proprio prima di disputare le finali, ha voluto fare una dedica. Questa vittoria l'abbiamo dedicata a una nostra compagna che è adesso in ospedale e a questo numero. E dopo a tutti gli infortuni della nostra squadra. Una dedica commovente che valorizza l'umanità del volley giocato.